Vi parlo solo dell'ultimo mese, siamo riusciti a realizzare più di 70.000 euro. Io che non avevo un centesimo e mi ricordo ancora mio padre che stavamo in macchina, stavamo tornando da un lavoro che lui doveva prendere e non ha preso più. Tornando a casa, mio padre mi disse: Carmine, tengo solo 20 centesimi in da sacca. Alvaro Vitali, Pierino è morto da Pierino e lui si lamentava spesso del fatto che nessuno più l'avesse chiamato per fare qualche film, per fare un altro ruolo e quindi lui è morto da Pierino perché le persone l'hanno etichettato, hanno detto tu sei Pierino, sei quello che fa le cazzate nei film, non puoi fare un ruolo serio, non puoi fare un ruolo drammatico, non puoi fare altro. Tu sei quello. È un po' quello che succede a me, no? Un po' di quello che vi ho parlato ultimamente negli ultimi video, dove vi ho detto ciò che io sto facendo, ciò che sto creando al di fuori del mio personaggio, perché forse ho guardato un po' oltre io rispetto a quello che fanno tante altre persone. Io sono Carolina, ma sono anche altro, e l'ho sempre detto, e non voglio morire da quello che è solo Carolina. Io sono tanto altro e voglio darmi la possibilità di fare tanto altro. Alvaro Vitali ha passato momenti di depressione proprio perché lui è stato dimenticato dal mondo del cinema, da tutti, è stato dimenticato perché Pierino era bello quando faceva quei film e poi basta. Io posso dire che attualmente Carolina non è più il personaggio di punta, lo sappiamo, tra virgolette è passato di moda, ma l'ho fatto passare io di moda perché io e voi sappiamo bene che Carolina è un personaggio trash, un personaggio forte, un personaggio che può andare sempre virale, soprattutto oggi con il mondo di TikTok. Ma sono io che non do a Carolina questa possibilità. E per il semplice fatto che è importante diversificare, è importante fare video comici, ma non fare solo quello, perché un domani non si sa mai quello che può succedere. Ed io devo essere sempre in grado di portare avanti la mia famiglia e di avere un lavoro che mi dia un sostegno per andare avanti. Alvaro Vitali è arrestato, Pierino, fino alla fine. Non ha mai cercato di reinventarsi. E tutte le persone che lo hanno ascoltato, tra virgolette, lamentarsi della sua vita, della sua storia, del fatto che le persone non l'hanno più chiamato, le persone l'hanno incolpato perché dicono: ma perché tu non ti sei reinventato? Perché hai aspettato gli altri, i produttori che ti chiamavano? Semplicemente ti reinventavi e via. Invece sei restato Pierino e basta, è colpa tua. Mentre a me mi dicono: ma tu non facevi Carolina? Ma tu fai video, ma torna a fare i video comiche, ma che ha fa allora? Capite un po' l'incoerenza anche delle persone? Allora, se tu ti reinventi non va bene, torna a fare quello che facevi. Se non ti reinventi e ti va male, perché effettivamente il personaggio passa di moda, il mondo cambia, le cose si evolvono in un certo modo, allora è colpa tua se non ti sei reinventato. E le persone avranno sempre da ridire. Ed io senza guardare in faccia a nessuno porto avanti quello che voglio. Porto avanti le mie passioni, ciò che amo fare. E lo faccio nonostante le critiche, nonostante tutto ciò che dicono le persone. E questo video lo sto realizzando proprio per dire a voi giovani, a voi ragazzi, che voi non siete i macellai, voi non siete i barbieri, voi non siete i muratori, i fravagatori, voi non siete etichettati, non vi dovete etichettare. Solo perché adesso fate un lavoro, allora io sono un fravagatore, non mi posso mettere a cantare. Questo è un limite che stesso voi vi mettete addosso e anche gli altri lo fanno. Qui dietro voi vedete un pianoforte, perché io sono pure pianoforte, perché a me mi piace, sono pianoforte e io suono. Nonostante quando mi faccio un video e suono il pianoforte, le persone vengono e dicono: ma tu non facevi trading, ma tu non facevi Carolina. Sì, io faccio tutto. Io faccio tutto ciò che voglio. Ed è questa la cosa più importante. Avere il coraggio di cambiare, avere il coraggio di evolversi e di capire che noi nella nostra vita possiamo ottenere tanto altro e possiamo essere tanto altro. Purtroppo nel mondo c'è una limitazione mentale che porta le persone a credere che tu puoi essere solo una cosa. Se vedi uno che fu cantante, poi non può fu ballerina, ma tu non facevi cantante, ma fu ballerina, e non lo vedranno mai come quello che sa ballare bene, perché io fu cantante, come io, che faccio video comici, io sono sempre quello che fa i video comici. Ma se noi volessimo stare a quello che dice le persone, la gente, non avremo mai modo di crescere, di fare altro nella nostra vita. Staremo sempre lì ad aspettare gli altri che ci danno il consenso. Ed io non ho aspettato nessun consenso. Né quando mi sono messo la parrucca e mi hanno preso in giro, e né quando attualmente ho un'azienda che si occupa di vendita di prodotti digitali, e quindi spesse volte tratto trading, abbiamo un percorso sul trading e quant'altro. Quindi, nonostante le critiche e le parole delle persone, so che è di passaggio. Come è stato di passaggio la critica: si mette la parrucca in capo, fai i video, ma che ti mette a fare, sei proprio scema.
Uscema però intanto ha fatto il suo, ok? E intanto oggi non dice né più, uscema, tu fai i video, perché oggi tutti quanti fanno i video. Arriverà un domani che tutti quanti faranno quello che sto a fare mo'. Perché così c'è l'evoluzione. C'è chi la vede prima e c'è chi la vede dopo. E c'è chi non la vede proprio. Perché ci sono persone che non si evolvono e decidono di stare dove stanno. Ed io qui su questo canale parlo sicuramente a tanti giovani, tanti bambini che prima erano bambini e adesso sono ragazzi, sono adulti che sicuramente state cercando un posto nel mondo, no? Quindi un lavoro, una realizzazione personale, state cercando un modo per prendere il vostro posto nel mondo, per prendere posizione. Dici, wow, ma tu ti trovate una posizione. E quello che voglio trasmettervi è fare tutto ciò che vi passa per la testa. Andate contro i vostri genitori, andate contro i vostri amici, andate contro i vostri parenti, andate contro i social, andate contro tutti e tutto per realizzare ciò che amate e ciò che volete. Non pensate alle persone. Quando decidete di fare qualcosa e la volete fare, non ne parlate con nessuno. Non parlate con nessuno dei vostri obiettivi, dei vostri sogni, di quello che volete realizzare, perché vi scamazzano, vi buttano a terra, perché vi passano i loro limiti a voi. Vi fanno credere che non è possibile, ma solo perché loro non sono in grado. Se loro non sono in grado e non crescono mai nella vita, automaticamente non vogliono che voi dovete crescere. Alle persone, alla gente, dà fastidio vedere che le persone crescono e si realizzano. Su TikTok ho fatto un video ultimamente dove una persona mi ha detto tu non correre dietro ai soldi, goditi la vita, ma ha voluto criticare. Ho fatto un video per far vedere che io mi stavo godendo la vita, stavo in piscina e ho detto nonostante sto qua sto guadagnando. Perché io ho lavorato e mi sono rotto il culo per fare tante altre cose nella vita, che mi portano attualmente dei soldi anche se non lavoro. Le persone mi hanno criticato, mi hanno detto, ma tu devi essere più umile perché per tutto quello che hai passato. Cioè io 10 anni fa ho condiviso la mia vita, la mia povertà, il mio trascorso sui social, facendo vedere che vivevo nella merda, che uscivano degli articoli di giornale su mio padre, sulla mia famiglia, sullo sfratto che abbiamo avuto. Quello lo potevo condividere. Oh, tutto bello Carmine, poverello Carmine. Poi nel momento in cui vedete Carmine che si arrabiglia e si sta a fare un bagno da vicina, vi dà fastidio. Vi dà fastidio. C'è un qualcosa dentro di voi che non vi fa dormire la notte. E quindi dovete dire torna come stiva prima, devi essere umile. Che significa essere umile? Non condividere il successo, il cambiamento, lo stare bene di una persona. Cioè, cosa significa devi essere umile? A essere umile vuol dire che già mostra solo quando vivi in da chiave. Solo quando vivo nella merda devo mostrare. Non posso mostrare che un ragazzo da zero è cambiato ed è riuscito a fare tanto altro nella propria vita. Non bisogna mostrarlo il successo, il cambiamento, lo stare bene, la serenità, la tranquillità mentale. Non la devo mostrare adesso, che la posso mostrare. Tutte queste cose, no, vedete, sono... è fumo, è fumo, è fumo che alza la gente intorno a voi, intorno a me, intorno a noi, per fare in modo da portarvi al loro livello, per fare in modo da demoralizzarvi e non farvi correre dietro i vostri obiettivi. Ragazzi, credete pure nelle cose impossibili. E io ve lo dico qua. Ve lo dico qua perché io ve lo devo dire, mi spetta questa cosa. Io ho raggiunto risultati inimmaginabili nella mia vita. Io sono partito dalla merda, voi sapete cosa ho vissuto, lo sapete troppo bene, ed io mi ritrovo a guadagnare ogni mese delle cifre incredibili. Vi parlo solo dell'ultimo mese, siamo riusciti a realizzare più di 70.000 euro. Io che non avevo un centesimo, e mi ricordo ancora mio padre, che stavamo in macchina, stavamo tornando da un lavoro che lui doveva prendere e non ha preso più. Tornando a casa, mio padre mi disse, Carmine, tengo solo 20 centesimi in da sacca. E allora io, che ho subito questo, ho vissuto la vera povertà, mi va di condividere, mi va di cambiare, mi va di evolvermi e mi va di ispirarvi. Mi va di dirvi, vai giù, io stavo nella chiavica, vai giù, io ce l'ho già fatta, vai giù, io ho già fatto questo e che è stato. Io mi sento in dovere di condividere queste cose con voi, per farvi capire che le cose sono possibili, sono fattibili, si possono realizzare, le cose si possono cambiare. Ma quando parliamo di cambiare, il cambiamento è una parola troppo pesante. Come io da Carolina, come posso mai cambiare e parlare e fare discorsi seri? Come posso mai riuscire a fare una cosa del genere? Visto che la gente mi sa solo come Carolina. Mi fermo mezza via e si Carolina, e vado là e so Carolina. Come posso io riuscire a fare altro? L'ho già fatto. Ci ho provato. Ci ho messo 5 anni in questo secondo percorso.
ma l'ho fatto, ci ho provato, nonostante le critiche, nonostante tutte le persone che mi commentavano in modo negativo, nonostante pure chi stava intorno a me, io non ho cacata a nessuno. Ma mi credete che io non ho chiesto il parere a nessuno? Io sto facendo sto secondo canale YouTube, che si chiama Investi sul Web, sto a fare i cazzi mia. Sto a fare tutte le cose che voglio fare, vanno al di là del personaggio di Carolina. Loro mi hanno visto dopo poi, hanno visto solo dopo, hanno visto il dopo. E tuttora le persone che comunque mi conoscono e quant'altro, ancora non mi hanno chiesto niente. Perché a loro non fa piacere. A loro non fa piacere quando tu cambi. A loro non fa piacere quando tu cresci, quando tu ti evolvi e quando migliori la tua vita. In qualsiasi situazione tu ti trovi adesso, non è la definitiva. Non è mai la definitiva. Togliti sto limite e datti la possibilità di essere una persona diversa domani, una persona con nuove conoscenze, nuove esperienze, una persona più saggia che è consapevole di determinate scelte che può prendere. Datti la possibilità di essere ciò che vuoi. E mi dispiace per Alvaro Vitali. Io ci sono cresciuto con i film di Pierino e mai mi sarei aspettato che Pierino avesse fatto una fine brutta. Non parlo della sua morte, parlo proprio del suo percorso artistico. Lui è rimasto Pierino fino alla fine, ma lui ha deciso di rimanere Pierino fino alla fine. Bisogna cambiare, ragazzi, bisogna evolversi. Io oggi so che se mi ci metto con Carolina su TikTok, oggi su TikTok vediamo Pere Sasi, Apu Patel, gente di tutta maniera, oggi vediamo gli sconosciuti che sono famosi. Io sono certo, io ho una sicurezza, un corpo incredibile che se mi ci metto di nuovo a fare uno TikTok urn, su TikTok appunto, io paga virale 10 voto con un video. Perché so che il personaggio è fortissimo, so che io posso farlo come l'ho fatto in passato con Facebook, con YouTube, con i vari social. Figuriamoci adesso con TikTok che va virale se tu fai una scorreggia. Non lo faccio. Non lo voglio fare adesso. Non lo faccio perché io voglio mettermi in una condizione, cioè il mio fare video non deve provenire dalla paura di essere dimenticato. Il mio fare video deve venire dalla voglia di fare quel video. E io so bene che prima o poi ritornerò con Carolina in un modo fortissimo, perché conosco il personaggio. So che con Carolina posso fare milioni di visualizzazioni su TikTok e posso essere Carolina, e posso essere quello che fa trading, e posso essere quello che tiene l'azienda e vende prodotti digitali, posso essere chiunque. Ma lo decido io, non lo faccio decidere agli altri. Tutto questo discorso, è per condividere ancora una volta quello che pensa e quello che è Carmine. Carolina l'avete conosciuta. Ci sarà ancora Carolina, non vi preoccupate, ci sarà. Però vi ho detto le condizioni quali sono, ok? Ma ci tenevo a trasmettervi e a farvi vedere e toccare con mano che Alvaro Vitali nella sua vita non ha cercato mai di reinventarsi ed è un peccato. Io l'ho fatto, lo sto facendo e continuerò a farlo e questo è il modo migliore per avere sempre più possibilità nella propria vita. Se io non mi limito, mi do la possibilità di guardare oltre, avrò sempre un modo per rialzarmi, avrò sempre un modo per evolvermi, evoluzione, questa parola. Ve la dovete tatuare. Io mi sono tatuato, come vedete, sulle mani, look over. Qui non facevo nient'altro, qui facevo solo Carolina come mi sono fatto questo tatuaggio. Look over vuol dire guarda oltre, guarda al di là, al di là. Se Carolina, fai spettacoli, fai video, guarda oltre, c'è altro che non conosci, c'è altro che ti può piacere e non lo sai. La vita è anche questa, sperimentare, sbagliare, fallire, ricominciare. Ed io se devo ricominciare, se tutto mi va male, se tutto un giorno mi può andare male in tutto ciò che faccio, cosa difficile perché sono più cose che faccio, ma se mi succede che mi va tutta una merda e mi viene in mente di ricominciare con Carolina, io sono super felice di farlo, perché per me è una nuova sfida. Perché per me, una volta che ho superato il periodo che ho passato 10 anni fa, per me mi può capitare di tutto, non c'è nient'altro che mi può abbattere. E quindi mi prendo la vita in questo modo. Quindi se sei in difficoltà, se sei un ragazzo e non sai che strada prendere, se hai moglie, figli e ti ritrovi in difficoltà, in qualsiasi situazione tu ti trovi, non ti limitare. Guarda oltre e cerca l'evoluzione in ogni cosa. Detto questo, era sfuga. Dovevo condividere con queste cose. Era doveroso per me dopo la morte di Alvaro Vitali, che mi dispiace veramente assai. Ho visto in Alvaro Vitali Carmine. Ho visto Carmine se non avesse fatto altre scelte, se non avesse ricevuto critiche per il suo cambiamento. Ho visto Carmine, in quel caso io. E ho ringraziato Alvaro Vitali, ho detto grazie perché tu mi hai dimostrato quello che poteva succedere se io non avessi deciso di fare altro nella mia vita.
Tutto ciò che vediamo adesso sui social, i personaggi, i cantanti, un domani ce ne saranno 100 nuovi. Quelli che ascoltiamo adesso non esisteranno più, che passeranno di moda. I TikToker, i comici, i YouTuber, quelli che sono. È un ciclo inevitabile. E chi non si ferma e cerca di evolversi non sbaglia mai. E magari qui sotto nei commenti, se sei arrivato alla fine di questo video, raccontami un po' di te, quello che ne pensi di quello che ho detto e magari ci facciamo una chiacchierata. Grazie per essere ancora qui dopo 10 anni, sono più di 10 anni, quindi io ti ringrazio.